paura ieri pomeriggio nella zona industriale a Godega di Sant'Urbano. Ignoti hanno lanciato 2 bombe carta, una contro l'auto di un'imprenditrice e l'altra contro il portone di una fabbrica. Indagano i carabinieri. Ieri sera al Teatro Geux di Padova Matteo Salvini ha lanciato la volata a Luca Zaia verso le regionali di maggio. In concomitanza il popolo delle sardine manifestava al portello. Almeno 4 i lupi che hanno attaccato il bestiame di una nota azienda agricola in Alpago, presidio Slow Food, scappate una decina di pecore e un asino, si cercano le carcasse. Ha tentato di appiccare le fiamme al parco naturale del fiume Musona a Lori, arrestato 65enne, si pensa possa essere responsabile di altri episodi sul Grappa. Da Asiago a Vicenza, pendolare del furto pizzicato in pullman a Attiene dalla polizia locale, l'uomo è stato denunciato. A Treviso una 26enne crea una pagina Facebook per rintracciare il pirata della strada che venerdì notte ha centrato la sua auto e poi è fuggito. Ad Olo oltre 1000 i firmatari della petizione per salvare le rovigne centenarie verrebbero abbattute per lasciare posto al cemento e il sindaco parla di riqualificazione, spiegano i cittadini. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano quanto accaduto ieri pomeriggio nel Trevigiano a Godega di Sant'Urbano, dove ignoti hanno lanciato 2 bombe carta in zona industriale, una ha centrato l'auto di un'imprenditrice, l'altra è stata lanciata contro il portone di un'altra fabbrica. Si parla di atto intimidatorio, indagano i carabinieri, ma ci aggiorna in diretta il nostro Christian Arboit. Buongiorno Christian. Sì, buongiorno da Godega di Sant'Urbano, da Via del Rovere, dove ieri pomeriggio si sono registrate le 2 esplosioni ravvicinate che hanno fatto letteralmente tremare le aziende qui della zona. 2 colpi potentissimi, ci stanno spiegando i testimoni con cui stiamo parlando proprio in questi minuti. Esplosioni che hanno sollevato persino l'aria. 2 quindi le esplosioni, la prima, l'incrocio di fatto tra via Marco Polo e via del Rovere, ha investito la Volkswagen T-Roc parcheggiata di un'imprenditrice di macchinette per il caffè, la seconda pochi metri più avanti, davanti la carrozzeria LP Car. Abbiamo parlato proprio con uno dei titolari della carrozzeria, Claudio Poletto, che ci ha raccontato il forte colpo e la forte preoccupazione e gli attimi concitati vissuti nella giornata di ieri, mentre l'imprenditrice del caffè, quella dell'auto danneggiata, non vuole rilasciare al momento dichiarazioni. Insomma, quella che sembrava una ragazzata in un primo momento, ora dopo ora sta assumendo i contorni dell'atto intimidatorio. Anche per questo qui a Godega c'è una certa apprensione. Stanno indagando i carabinieri della stazione di Conegliano, che anche questa mattina hanno sentito operai e imprenditori della zona. Per il momento da Godega è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit. Adesso la politica. Ieri Teatro Geux pieno di sostenitori per accogliere il leader della Lega Matteo Salvini per la sua tappa veneta. È stata l'occasione per lanciare la volata Luca Zaia verso le regionali di maggio. Il Veneto è un'eccellenza da tantissimi punti di vista, i veneti sono gente concreta, sceglieranno con la testa, col cuore, in base a quello che Zaia e la Lega hanno fatto per loro in questi anni, e quindi sarò più presente in altre regioni dove ci sarà più bisogno. Non serve la campagna elettorale, Zaia ha già vinto. Matteo Salvini, incontrando il popolo leghista veneto, dà per scontata non solo la candidatura di Zaia, governatore veneto, ma anche la sua rielezione. Sono al lavoro per un centrodestra unito, anche se in questa regione la Lega ha tutti i numeri per far bene anche da sola, spiega Salvini, che nel salotto allestito per l'occasione al Teatro Geux di Padova è seduto a fianco al campione di sci Cristian Ghedina. Ghedina avrà il Mondiale 2021, le Olimpiadi 2026 e poi Cristian Ghedina che resta lì. Una tappa veneta che potrebbe essere l'unica, visto che il leader del Carroccia ha annunciato che sarà presente nelle regioni dove c'è più bisogno. Salvini non bada molto alle sardine radunate al portello, ma sul candidato del centro-sinistra veneto non ha dubbi. Possono candidare con tutto il rispetto anche la Befana o Mago Merlino, ma penso che avrà poche speranze di
di passare in Veneto, perché ripeto, dalla sanità, in cui in Veneto è il primo in Italia, i numeri sul turismo, sulla disoccupazione. La cosa che mi rende orgoglioso è che è l'unica grande regione che non applica la tassa regionale, il super ticket regionale, quindi queste sono scelte che pagano. La consueta ondata di selfie dopo il dibattito non ferma però anche una riflessione sull'autonomia. Sull'autonomia è passato un anno perso, perché per colpa dei 5 Stelle non si è arrivati a una definizione, il PD ovviamente neanche ci pensa. Il fatto positivo è che tante altre regioni italiane si sono accorte che introdurre criteri moderni, concreti, efficienti, i principi del merito e della responsabilità fa bene a tutto il Paese, da nord a sud, e quindi torneremo al governo con una squadra più compatta e più coesa rispetto all'esperienza precedente, e l'autonomia farà bene non solo al Veneto e alla Lombardia ma a tutta Italia. Come avete sentito, in contemporanea all'intervento del leader della Lega Matteo Salvini si è dato appuntamento il popolo delle Sardine nello storico rione del Portello per una manifestazione che hanno definito di confronto e non di opposizione. Perché dobbiamo in tanti dire no a tutto quello che Salvini dice, che non ci rappresenta. A me piacciono proprio le idee delle sardine, quindi questo essere contro le discriminazioni, questa pulizia di fondo di cui secondo me c'è proprio tanto bisogno. Non saranno state le 7.000 in Piazza delle Erbe del 1° di dicembre, ma di sicuro erano migliaia anche questa volta, circa 2.000 per gli organizzatori, almeno 1.000 in più. Le sardine padovane hanno sfidato il freddo e si sono trovate al Portello, storico luogo di acque della città, per lanciare la loro sfida a Matteo Salvini, che dall'altra parte di Padova era impegnato a sostenere il governatore uscente Luca Zaia. Hai sbagliato citofono, Salvini non sei benvenuto, e l'ormai classico slogan Padova non si lega, il Portello si anima di grandi sardine colorate. Ci accostiamo a un linguaggio di accoglienza, di pacifismo, democrazia, quindi non soltanto noi contrastiamo l'odio della destra e della Lega in particolare, ma diamo un'alternativa. Sul palco si alternano giovani attivisti, musicisti, attori, cultura e bellezza come uniche armi contro la politica dell'odio, scandiscono più volte gli organizzatori. Prende la parola anche Andrea Penacchi, attore che porta in scena il suo personaggio, il Poiana, un cittadino deluso dai suoi rappresentanti politici di destra. Io venire a insegnarmi in Parlamento, anzi no, me candido e così va in Parlamento il Poiana, la peste sulle due famiglie. Una piazza variegata, certo il Veneto non è l'Emilia Romagna, ma il messaggio che si vuole lanciare alla Lega è chiaro. Diciamo che vogliamo far vedere che anche noi abbiamo le nostre idee. Penso che sia un movimento positivo di risveglio delle coscienze. Tanti anche gli esponenti politici che si sono mescolati alle sardine, le assessore civiche Nalin, Gallani e Benciolini, il segretario provinciale del PD Ivis e Margherita Colonnello, consigliera comunale democratica. A metà della manifestazione arriva anche Arturo Lorenzoni, il vice sindaco di Padova, in pole position come possibile candidato di centrosinistra alle regionali in contrapposizione a Zaia. Anche lui benedice la piazza. Lei qua, Zaia dall'altra parte, è un po' un messaggio di sfida. Ma no, non c'è una sfida, è chiaro che sono due modi diversi di intendere la partecipazione, di intendere l'amministrazione e la vita delle città e dei territori. Tornando a parlare di regionali del 2020, in Veneto non c'è partita, vince Zaia, punto, lo ha detto ieri sera nel corso di Ring l'ex sindaco di Verona e sfidante governatore nel 2015 Flavio Tosi, al lavoro per costruire un nuovo movimento di pragmatici per le elezioni nazionali e dice non si candiderà proprio alle regionali. È un dato di fatto che le regionali si votano fra fine maggio e inizio giugno ed è un dato di fatto che vincerà Luca Zaia, nel senso che quello mi pare sia abbastanza... Cioè dice non c'è gioco? È scontato. Sardine in campo, niente, tra poco le vedremo. In Veneto non c'è partita. Non c'è partita. Commetto con Salvini quello che vuole, che prima di 2 anni le politiche non ci sono, anche perché fra 2 anni esatti si vota il Presidente della Repubblica.
e quindi io immagino che l'attuale maggioranza di governo voglia arrivare almeno fino a quella scadenza. Quindi resta quello. Della partita regionale potrebbe far parte lei? Della partita regionale personalmente direi di no, dopodiché vedremo, insomma, è chiaro che a qualcuno daremo una mano, perché è giusto, hai tanti amici, tante persone che conosci, a qualcuno dai una mano, perché insomma star fuori per chi è abituato a fare politica sarebbe una cosa anche strana, però personalmente no, personalmente aspetto. Salvini è una persona abilissimo politicamente, abilissimo comunicatore, capacità di governo zero e neanche vuole governare, cioè lui è scappato via dal governo perché ha detto stesso al governo, perdo voti, scappo via. L'ha messo in pratica. È molto più comodo stare all'opposizione e lasciare che i problemi li risolvano gli altri, per lui. Certo, in maniera molto cinica ha fatto questo. Un calcolo elettoralistico. E parlando sempre di regionali 2020, sono settimane decisive per capire chi saranno i candidati e gli sfidanti. Tra i Dem c'è intanto un importante passo indietro. No, non sarò io il candidato presidente. La risposta è lapidaria e gela alcuni bookmaker della prima ora. Giacomo Possamai, già capogruppo in Consiglio Comunale a Vicenza, non sarà l'antizaia del Partito Democratico. Di lui si stava parlando insistentemente nelle ultime ore, anche se resta aperta la strada di un ticket con il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, altro nome che circola con prepotenza e al quale potrebbe dare il suo supporto attivo. Certo, il tempo stringe in casa Dem e a dirlo è lo stesso Possamai. I veneti e i tantissimi nostri elettori si aspettano però una scelta in tempi brevi. Io credo e spero che entro questa settimana finalmente sia il momento di mettere in campo non solo un candidato che sfidi Luca Zaia, ma anche un progetto politico che renda il Veneto contendibile e che ci porti a voltare pagina. Intanto si è chiusa a mezzogiorno la fase di autocandidature per il Consiglio regionale promossa dal Movimento 5 Stelle attraverso il blog. Prima ci sarà il controllo delle documentazioni presentate, poi, forse tra mercoledì e giovedì, una fase di esposizione pubblica dei nominativi sui quali si pronunceranno sia il Collegio dei Probiviri che il Comitato di Garanzia. Nell'ultima settimana di febbraio si procederà al voto sulla piattaforma Rousseau. Candidati consiglieri a parte, resta ovviamente ancora da capire se in Veneto ci sarà o meno un'alleanza con i Dem. In casa centrodestra invece tutti guardano alle mosse di Zaia, che a margine della BIT di Milano ha detto che scioglierà la riserva sulla candidatura 45 giorni prima del voto. Idee chiare invece per i Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia auspica che si trovi la quadra per correre tutti assieme in centrodestra, perché questo è lo schema che si è stradimostrato vincente, ma che soprattutto è quello che la stragrande maggioranza dei nostri cittadini italiani, ma anche veneti, vogliono. Torniamo alla cronaca con un nuovo attacco dei lupi ai danni del bestiame in un'azienda agricola in Alpago. Ci racconta tutto in diretta Tiziana Bolognani, buongiorno. Sì, buongiorno. In Alpago un branco di lupi ha attaccato il bestiame dell'azienda agricola di Franco Pianon, notissimo allevatore della pecora riconosciuta presidio Slow Food. L'attacco risale a 15 giorni fa, ma la notizia si è diffusa solo oggi. Franco Pianon riferisce che ad agire sono stati almeno 4 lupi distintamente visti dai suoi collaboratori che svolgono l'attività di pastori. Non ci fossero stati loro, dice Pianon, pure i miei 10 maremmani non avrebbero avuto scampo. Dal recinto esterno sono fuggite diverse pecore e un asino e finora le carcasse non sono state trovate. Le verifiche sono state eseguite dalle guardie provinciali e dai responsabili della Regione Veneto che dipendono dalla speciale sezione creata all'atto dell'adesione della nostra Regione al progetto europeo Wolf Alz. Si tratta del primo attacco del grande predatore all'azienda Pianon che si trova fra Tambre e Chies. In passato era stato l'orso a lasciare le tracce del suo passaggio distruggendo i recinti che circondano l'azienda agricola. Per ora è tutto. A voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Coronavirus adesso, Venezia, un nuovo caso sospetto dalla Corea e in osservazione all'Angelo di Mestre, mentre a Venezia nessun contagio dopo che la famiglia di Taiwan era risultata positiva al virus una volta rientrata in patria dopo aver soggiornato alcuni giorni proprio in centro storico a Venezia. L'allerta è massima, anche se per ora non c'è alcun allarme per la famiglia di Taiwan risultata positiva al coronavirus al ritorno in patria dopo aver soggiornato a Venezia il 24 e 25 gennaio scorsi. Si tratta di marito e moglie dei 2 figli di 20 anni.
E scatta in breve la notizia buona e quella cattiva. La buona, stando ai calcoli dell'autorità sanitaria italiana, è che la famiglia non abbia conseguito il contagio in Italia. La cattiva invece che, pur non avendo viaggiato in Cina e non avendo avuto contatti con persone provenienti dalle aree a rischio, abbia contratto il virus nella tratta aerea tra Hong Kong e Milano Malpensa. Questa è una sua forma mutata, particolarmente non nostra, viene dalla Cina, perché lì è un ambiente dove è stato possibile fare il salto di specie, cosa non possibile in questo momento in Italia. Siamo di fronte a un'epidemia, non una pandemia, non ci sono casi secondari. La presenza della famiglia di Taiwan in Laguna era stata segnalata alle autorità sanitarie locali dal Ministero della Salute, che attraverso il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato tutti i controlli nei luoghi dove è passata. Nessun sintomo è stato riscontrato sulle persone venute a contatto con i 4 e sono peraltro già scaduti 14 giorni di incubazione del virus. Nel frattempo, in tutta la ULSS 3 Serenissima, predisposto il cosiddetto kit per gestire correttamente eventuali casi sospetti da infezione da coronavirus, con lo zaino Ebola presente in triage, all'interno del quale si trovano i vestiari idrorepellenti e le mascherine già a disposizione degli ospedali e indicati per la SARS, così come per la barella chiusa come una sorta di tubo. In funzione già dalle scorse settimane, ma mai usata fino adesso, permette agli operatori di isolare completamente il paziente sdraiato e di agire attraverso una sorta di braccia che entrano nella barella stessa. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta ancora con la cronaca che ci porta nel Vicentino. Fiamme in un'azienda di assemblaggio e commercializzazione di batterie a Lonigo. Sul posto per domare le fiamme i vigili del fuoco. Incendio all'interno di una ditta di assemblaggio e commercializzazione di batterie a Lonigo. I vigili del fuoco sono intervenuti dopo che, scattato l'allarme antincendio interno automatico che avvisa i proprietari, gli stessi hanno chiamato i pompieri. Le fiamme hanno bruciato dei macchinari imballatrici, un computer e danneggiato delle scaffalature, oltre a danni da fumo in tutto il capannone. Le fiamme, localizzate in una zona adibita alle spedizioni, sono state subito domate. Dopo la completa estinzione dei focolai e un accurato controllo si è provveduto alla reazione dei locali completamente invasi dal fumo. Le cause dell'incendio, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ha tentato di appiccare le fiamme nel parco del fiume Muson, arrestato il piromane, è accaduto nel Trevigiano a Loria. Aveva preparato ben 8 inneschi, voleva dare alle fiamme il parco naturale del fiume Muson de Sassi a Loria. In manetta è finito Bruno Martinello, 65 anni, originario di Catania, senza fissa dimora. L'uomo è conosciuto ai servizi sociali. Ad accorgersi di quanto stava accadendo, 2 passanti che sono riusciti a spegnere le fiamme in 2 punti. Il 65enne aveva infatti già innescato 2 piccoli roghi. Poi i cittadini hanno allertato i carabinieri della forestale che, giunti sul posto, hanno individuato il piromane e lo hanno arrestato. Ora si trova nel carcere di Sant'Abona. Blitz della Guardia di Finanza di Verona. I militari hanno individuato nel comune di Sanguinetto un laboratorio di confezioni di abbigliamento dove erano impiegati 4 lavoratori clandestini. Si tratta di cittadini cinesi sprovvisti di qualsiasi documento di identificazione, clandestini sul territorio italiano. Il titolare dell'azienda, anch'esso cinese, li pagava in contanti. La situazione è stata segnalata all'ULSS per le precarie condizioni in cui si trovavano i locali adibiti al laboratorio. Gravi le responsabilità per il titolare del laboratorio, che rischia una reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. I militari hanno chiesto, alla luce di quanto emerso, la sospensione dell'attività imprenditoriale. Scontro frontale tra 2 auto a Porte Grandi nel Veneziano. 4 persone sono finite all'ospedale. Ci aggiorna in diretta Ilaria Marchiori. Buongiorno. Buongiorno da Quarto d'Altino. 4 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale che è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Porte Grandi. Nello schianto sono rimaste coinvolte 2 auto che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri giunti sul posto poco dopo, si sarebbero scontrate frontalmente. Ancora da chiarire però la dinamica dell'incidente. I vigili del fuoco, giunti poco dopo sul posto, hanno estratto i feriti dai veicoli che con l'impatto sono andati completamente
completamente distrutti lungo la strada provinciale 43 e poi li hanno affidati alle cure degli operatori del SUAM 118 che li hanno trasportati all'ospedale di San Donà di Piave. Nessuno avrebbe perso conoscenza, ma si trovano comunque in serie condizioni. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire ai soccorritori di poter intervenire e riaperta dopo qualche ora. Da Quarto d'Altino è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Da Asiago a Vicenza, pendolare del furto pizzicato in pullman a Thiene dalla polizia locale. L'uomo è stato denunciato. Dall'altopiano a Thiene in pullman con arnesi da scasso in tasca, pendolare del furto individuato e denunciato dalla polizia locale nord-est vicentino, un uomo 35enne domiciliato ad Asiago. Gli agenti sono intervenuti alla stazione degli autobus a seguito della segnalazione di 2 soggetti con fare sospetto all'interno della corriera proveniente dall'altopiano e diretta a Vicenza. Salite sul mezzo, gli agenti procedevano al controllo dei soggetti e all'interno dello zaino di uno dei 2 trovavano un martelletto frangivetro ed una forbice con le punte piegate. Il 35enne risultava avere precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Sequestrati gli arnesi, l'uomo veniva denunciato. Ed ora la storia di una giovane trevigiana che ha creato una pagina Facebook per rintracciare il pirata della strada che venerdì notte ha centrato la sua auto e poi è fuggito. Avere un incidente è già un trauma, ma quando poi chi lo provoca scappa senza nemmeno accertarsi se l'altro automobilista si sia fatto male, è davvero uno shock. È quello che è accaduto a Valentina Marzo. Venerdì notte la sua macchina, una Mito, è stata centrata da un Audi, ma quello che non si aspettava è che il conducente rallentasse per poi accelerare e tirare via dritto. Noi siamo riusciti a riconoscere il modello della macchina e intravedere comunque le 2 lettere della targa, ma è scappata subito dopo. Dall'impatto che sono scappati gli airbag e abbiamo preso anche un bel po' di paura. Valentina porta un collare ed ha avuto una prognosi di 10 giorni. Incolumi invece gli amici che si trovavano a bordo con lei. L'incidente, ci racconta, è avvenuto in un attimo. Il tempo passato da quando abbiamo visto i fari all'impatto è stato brevissimo. Cioè proprio a distanza di qualche secondo abbiamo visto allargare e ci ha presi. La giovane non si arrese ed ha deciso di creare una pagina Facebook per rintracciare il pirata dopo aver presentato denuncia anche ai carabinieri. L'appello di Valentina. Per chiunque abbia visto qualcosa, anche magari la mattina dopo o durante questo weekend, di qualche macchina che magari è stata anche abbandonata lungo le strade e si è incidentata dal lato sinistro davanti, sicuramente. Dopo non sono sicura magari che abbia fatto altri danni nel percorso che ha seguito dopo. Vi chiedo di farlo sapere alla pagina. L'appello rivolto anche ai negozianti di via Tommaso Sasa. Magari la macchina è stata ripresa, dice, da qualche telecamera di videosorveglianza. Intanto sulla pagina Facebook stanno già arrivando delle segnalazioni. Alla domanda come si sente, la risposta è immediata. Sono arrabbiata perché non è giusto che succedano queste cose. Non è giusto che il responsabile prenda e scappi lavandosene completamente le mani di quello che è successo, perché a me è andata bene, a qualcun altro potrebbe andare molto peggio. E adesso la battaglia a suon di firme tra i cittadini di Dolo, nel veneziano, e l'amministrazione comunale. Al centro del contendere la storia del paesaggio dipinta dal canaletto che soccomberebbe sotto una colata di cemento, dicono gli oltre 1000 firmatari ambientalisti. Abbiamo più di 1200 firme raccolte in 10 giorni, perché la popolazione non sapeva di niente, era stata all'oscuro. Da una parte il popolo degli oltre 1000 firmatari schieratisi a Dolo per la salvaguardia delle storiche centenarie robinie che verrebbero abbattute per lasciare posto al cemento. Dall'altra il sindaco che puntualizza. In forma scritta c'è un'evidenziazione da parte della sovrintendenza che dice bisogna levare queste piante e ripiantumarle in numero adeguato e preciso, -5 più 5. E poi c'è la questione chiusura e pedonalizzazione di un tratto di via Cairoli prevista per il 2023, con grave danno al commercio, dicono i negozianti. Questo è il tratto di strada che si vorrebbe chiudere dal semaforo 50 metri all'ex Generali, dove c'è la via Arino. Logicamente, chiudendo questo traffico qua, le macchine volutamente devono andare nella via Vittorio Veneto, dove abbiamo i poli scolastici. Ma il sindaco rassicura per quanto in parte. Questa fantomatica chiusura di via Cairoli non esiste in questo momento.
Il braccio di ferro tra cittadini e amministrazione comunale per via del nuovo restyling del centro, che prevede l'ampliamento del Sagrato del Duomo a vantaggio della nuova passerella pedonale galleggiante tra le rive della centrale Villa Bon con quella appunto del Duomo, necessarie, dice il sindaco, per ampliare anche la zona della movida della città. Creare un sistema di contatto anche con la parte dell'Isola Bassa. Oggi cuore pulsante, cuore vivo della movida del nostro territorio, la volontà è quella anche di spostare il baricentro verso un'altra parte, quella più a nord, ossia via Cairoli, via Dauli e tutta la parte tra il Duomo e il municipio. Siamo in chiusura, vi lascio ad ore 13 e poi vi ricordo questa sera l'appuntamento con 20 e 10. Adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona giornata. Bentrovati al meteo. Situazione meteorologica ancora generalmente stabile, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di martedì 11 febbraio. Sul Veneto il cielo risulterà in prevalenza poco nuvoloso, con aumento sia degli spazi di sereno sulle pianure e sulle prealpi, sia di alcuni addensamenti nuvolosi sulle Dolomiti. Nelle ore più fredde, locali nebbie sulle pianure nord-orientali. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime in aumento fino, vedete, a 16 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento, solo con qualche foschia sulle aree pianeggianti. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime invece tra 13 e 14 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, sole prevalente con poche nubi a carattere sparso un po' su tutti i settori. Temperature minime fino a -1, massime invece tra 12 e 13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.